Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live flash del vostro maledetto oro veneziano. Oggi parliamo di alcune situazioni che succedono proprio per mancanza di conoscenza, e cioè quando alcune persone magari entrano nei social, perché oggigiorno i social sono diventati una parte importante della vita di molte persone. Basta pensare che nel sito o anche nei social l'80%, dal 60 all'80% persone guarda il social e il sito del capitano.intervista.org con il cellulare. Quindi molte persone, volendo o nolendo, entrano in contatto con nuove realtà. E queste realtà chiaramente possono essere positive o negative. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, nel canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in Facebook, che stiamo rilanciando Radionica, Radioestesia, Tarologia ed Ermetismo, che è un canale, è un gruppo su Face che ha già più di 1350 amicizie. In più vi ricordo anche che nel sito capitano.intervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, avete la possibilità di scaricare 20 ebook di radionica e radiostesia gratuiti con le spiegazioni ai vari circuiti, e abbiamo anche una sezione shop in cui ci sono anche in una nuova sezione shop addirittura tutte le spiegazioni dei sigilli salomonici, che sono circa 44. Bene, parliamo un po' di queste cose che avvengono nei vari social, no? Perché mi rendo conto che facendo indagini, esaminando, parlando con parecchi clienti, molti magari nel passato sono entrati in alcuni gruppi, no? E hanno lasciato delle tracce energetiche, magari hanno chiesto energia colorata, hanno chiesto angeli colorati, hanno chiesto di parlare con l'arcangelo Michele, con l'arcangelo Bracobaldo, insomma, tutta una sfilza di arcani, Gabriele, il Michele, Michelangelo, il Giotto, insomma, tutto quello che mi viene in mente. Poi sono entrati nel Theta Healing, dopo il Theta Healing nel Reiki, dopo il Reiki le Genese, poi le Genese, non so io, le FT, insomma, di tutto, hanno provato di tutto, però bisogna capire una cosa, che quando si lascia proprio nome e cognome, oppure si lascia una foto, si lascia sempre una scia energetica, no? E ipotizziamo che chiaramente tutti questi gruppi siano dei Stinchi Santo o siano dei succursali della Madonna di Lourdes. Allora sicuramente il problema non sorge, però purtroppo alcune volte capita che in alcuni gruppi si intrufolano gente che sono un po' dei lupacchiotti travestiti da agnelli, e quindi voi, senza saperlo, senza volerlo, magari perché avevate uno specifico bisogno, una situazione delicata, e pensavate che lì ci fossero persone che camminavano sull'acqua, avete lasciato magari i vostri dati e avete collegato la vostra scena energetica in questi gruppi. Il problema è che magari in quel momento lì erano tutti bravissimi, poi è entrato qualcun altro e si è collegato senza che voi lo sappiate o senza che lui lo sapeva, perché l'egregore, quel gruppo, aveva bisogno di fare una Macedonia. Vi siete collegati anche a queste scene energetiche e di conseguenza il minestrone è fatto, e purtroppo nel futuro, no? Nel futuro molto probabilmente esisteranno delle cause che non si capiscono da dove arrivano, che creeranno dei problemi, dei disturbi. Non so se vi ricordate qualche anno fa quel modello di New Age che diceva bisogna alzare le vibrazioni perché dobbiamo arrivare dalla quinta alla settima mm, piano vibrazionale, oppure dobbiamo parlare con i trapassati, insomma, tutti sapevano tutto e di tutto, sapevano cosa pensava Dio, però se gli chiedevi il numero di telefono dello zio, non se lo ricordavano. E allora noi viviamo in questa situazione in cui ci sono alcune persone che contattano il maledetto veneziano, che purtroppo hanno avuto, no, contatto con queste persone, oppure anche magari dei esoteristi nervi un pochettino naif, che senza neanche volerlo gli hanno lasciato delle scene energetiche loro negative, e quindi si vede che ci sono delle problematiche nascoste che non si riesce ancora a capire dove riuscire ad aggrapparsi per risolvere il bando della matassa. Quindi tutte quelle persone che
entrano un pochettino alla garibaldina, alla Bracobaldo, no? In questi gruppi di esoterici alla CAR, no? Che basta che uno entra mal di denti, giù preghiere, giù luce colorata, giù il numero di telefono del Padre Eterno per risolvere il problema, poi il problema non si risolve e dopo qualche anno, quando si va da un esoterista serio, si nota che ci sono dei legamenti che non si capisce da dove arrivano, proprio perché si è lasciata la propria traccia energetica magari in un gruppo che in quel momento andava bene, poi purtroppo le scie energetiche rimangono, una persona magari se n'è andata del gruppo, è arrivato magari qualcuno non è proprio istinto di santo e quindi di conseguenza resta legato a quel gruppo senza che neanche se ne renda conto, no? Capita spesso che allora bisogna attivare circuiti per tagliare questi legami perniciosi. Oppure certe operazioni magiche, riti operativi, fanno più fatica a prendere piede proprio perché ci sono questi legami che non si capisce da dove sono venuti, proprio perché le persone magari un po' ingenuamente, un po' furbescamente, un po' mancanti di conoscenze, si sono entrati pensando di risolvere in 4-4 situazioni, mentre in realtà la settima piano vibrazionale non è arrivato, il quinto neanche, nel 2012 non si è mosso niente se non in Libia e in Siria, e quindi noi ci troviamo sempre ai piedi della scala e vogliamoci tutti bene, non ha funzionato, la pacca sulle spalle di Angelo Colorato non ha funzionato e tante altre cose non hanno funzionato. E il maglietto è sempre qua, che continua a dirlo. Guardate che poche cose funzionano e quelle poche sono in mano a pochi. E ci vuole competenza, conoscenza e quant'altro. E anche la vibrazione animica. Vi ricordo anche che se volete una consulenza di legale monetario veneziano sono sempre 20 euro 45 minuti, pagabili tramite PayPal, tanto per vedere se ci sono degli agganci di queste cose qua, perché spesso vedo persone che, come dice sempre Marietto, la stalla bisogna pulirla quando è piena e non quando le buoi con le vacche sono scappate. Certamente è una metafora, perché tu che mi stai guardando molto probabilmente non sei un contadino. Questo per farvi capire che quando si sta bene bisogna cominciare a prendere tutte, come si suol dire, le misure precauzionali per far star bene alla propria famiglia. Quando invece le vacche sono scappate dalla stalla, allora se prima ci voleva 5, dopo ci vuole 5.000. Capite che la differenza costa. Quindi le persone sagge, se premurano prima, non vanno nei vari social a lasciare giù a marcare il territorio con delle richieste da carnevale e si attivano per difendere la propria famiglia, soprattutto se hanno dei figli che escono, viaggiano, insomma ci vogliono i sigilli, ci vogliono le protezioni varie e quant'altro. Bene, cari amici, questa è una piccola pillola per rispondere a alcune amicizie che mi hanno contattato in privati per capire come mai sono pieni di problemi, sebbene fossero andati in alcuni gruppi che sembrava che camminassero sull'acqua. Poi si sono resi conto che lì non camminava sull'acqua nessuno, e addirittura chi diceva paroline qui qua era stato mangiato dalla propria egregola. Bene, cari amici, alla prossima, vi aspetto alle 18:30 per le Sibille Interattive. Grazie e alla prossima, ciao.